ci collochiamo sui problemi dei cittadini, non sull'agenda politica del centrodestra che ogni giorno ne mette dentro una. Adesso non so qual è l'interesse a riaprire questa discussione sul terzo mandato. Hanno una soluzione, la presentino. Non hanno una soluzione, è inutile distrarci rispetto ai problemi veri e reali. Non le manda certo a dire Ettore Rosato, vice segretario di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, in visita a Treviso. Insieme al consigliere comunale Nicolò Rocco, oltre alle visite istituzionali, c'è spazio anche per un commento politico nell'intricato dibattito odierno, dal terzo mandato alla sicurezza, dall'immigrazione alla cittadinanza, passando anche per il generale Vannacci e le elezioni regionali in Veneto, naturalmente, dove la sinistra vorrebbe candidare l'ex sindaco Dem Giovanni Manildo. È una persona di qualità, vedremo se queste cose maturano oppure ci troveremo un grillino come proposta. Contro Vannacci sempre? Vannacci mi sembra una sciagura perché Vannacci ha macchiettizzato la politica, pensa che si possano risolvere così le cose. Mi dispiace perché poi alla fine invece abbiamo bisogno di affrontare seriamente le cose senza provare semplicemente a impaurire gli italiani su spettri che non ci sono più. Un endorsement per Manildo arriva anche dall'ex candidato sindaco Nicolò Rocco, che prima di entrare nelle fila di Azione militava in quelle del Partito Democratico. Il fatto che la coalizione di centrosinistra sposi una candidatura come Manildo è un nome su cui noi possiamo iniziare a riflettere. Sicuramente però siamo un partito che si confronterà in tutte le province, per cui aspettiamo di vedere anche cosa farà il centrodestra, ma sono sincero, il nome di Giovanni Manildo è un nome con il quale, se lui avrà il coraggio di stare con una proposta più riformista, più moderata, noi possiamo dialogare, però dialoghiamo anche rispetto al nostro programma e quindi noi porteremo un programma e vedremo qual è la coalizione che ci permetterà di cambiare in meglio questo Veneto.